Era maggio quando il maltempo che stava flagellando il Veneto colpì duramente anche la zona di San Martino di Lupari, facendo crollare un muro di contenimento del sottopasso stradale ferroviario lungo la provinciale 52. Di mesi ne sono trascorsi tanti, troppi, e ad oggi la soluzione ancora non è stata trovata. Va precisato che la competenza su quel tratto è della provincia. I sindaci del territorio si trovano così a dover rispondere alle richieste di cittadini e aziende, certamente penalizzati, avendo però le mani legate. In questi mesi il Comune di San Martino di Lupari non è rimasto fermo ad aspettare. Abbiamo attivato un dialogo con i sindaci dei comuni coinvolti e con la provincia di Padova, che è l'unica ad avere la competenza su questo tratto di strada. Ma ormai non c'è più tempo da aspettare, la situazione è una situazione molto complicata e i cittadini e le aziende chiedono di avere delle risposte concrete e non ci possiamo più permettere che passi del tempo senza dei risultati concreti. Il primo cittadino di San Martino di Lupari, che sulla questione è stato uno dei più attivi nel chiedere tempi brevi per trovare una soluzione, sottolinea l'impegno del consigliere provinciale delegato alla viabilità Stefano Baraldo, ma contestualmente preme per una soluzione condivisa e celere. In questo momento i cittadini, tutti noi, in particolare le aziende, hanno delle grandi difficoltà perché devono affrontare un percorso alternativo, provvisorio naturalmente, molto più lungo. Quindi è una strada fondamentale non solo per San Martino di Lupari, ma per tutto il territorio dell'Alta Padovana. L'invito alla provincia e agli enti competenti di arrivare a una soluzione che consenta la riapertura in brevissimo tempo di questo tratto di strada e la sistemazione definitiva del sottopasso